Oggi è il giorno di San Rocco. Il nome Rocco ha origini celtiche e significa di alta statura. Il 16 agosto è la giornata internazionale del roller coaster, ovvero delle montagne russe. La giornata scelta cade nella data in cui è stato brevettato il primo ottovolante di cui si abbia notizia negli Stati Uniti. Inventata negli anni '80, questa giornata è un invito al divertimento adrenalinico. La classifica europea ha al primo posto Red Force, attrazione del parco a tema Ferrari Land situato in Spagna, vicino a Barcellona. Inaugurato nel 2017 con i suoi 112 metri, è il terzo roller coaster più alto al mondo, in acciaio tuttora in attività. Il primo posto mondiale è detenuto da King Dakar nel New Jersey e vanta 139 metri di altezza e 206 km/h di velocità. Ogni 3 passi, ogni 3 passi, facciamo 6 metri. La canzone dei Vatussi non si sbagliava di tanto. Con ogni passo 2 metri e 44 centimetri alla velocità media di oltre 41 km/h e con un picco di 44,7. Il 16 agosto del 2009 il giamaicano Usain Bolt, considerato l'uomo più rapido della storia, vince la finale dei 100 metri ai mondiali di atletica di Berlino con il tempo di 9 secondi e 58 centesimi. Sapete perché quando ci sentiamo in imbarazzo arrossiamo? Il sistema nervoso autonomo, che serve a prepararci al pericolo, reagisce ai momenti imbarazzanti mandando un maggior afflusso di sangue che fa dilatare i piccoli capillari presenti sotto la pelle del viso e causando un aumento della temperatura con conseguente compensazione da parte dell'organismo che inizia a sudare. Quindi se siete in una situazione imbarazzante e state cercando di fare i disinvolti, mi dispiace dirvi che è abbastanza inutile. La frittata è fatta. Buon weekend ai 12. In questo weekend ferragostiano i pianeti ci sorprendono ancora, restabilendo un pochino di più calma. Vediamo cosa dicono le stelle dello zodiaco. Ariete, per voi oggi è una giornata decisamente molto più rilassata, perché tanti astri vi aiutano a gestire bene le situazioni che vi sembravano essere per un attimo sfuggite di mano. Riprendete il controllo e la calma un po' su tutto. Toro, per voi la giornata oggi inizia con una luna molto più calma, una luna che quadra al sole. Vi sentirete un po' stanchi, ma sicuramente sereni e riposati. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede un connubio tra Urano e Plutone decisamente forte. È un ottimo momento, proprio nell'ozio e nel relax, per partorire idee nuove, per avere comunque le illuminazioni giuste che vi servivano per riaccendere il sorriso e darvi di nuovo alla gioia della socialità. Cancro, per voi oggi è un momento molto più sereno, proprio perché la Luna fa pace con Giove e Venere e oggi siete tutti dediti all'amore. Leone, giornata oggi è decisamente molto intensa, proprio perché Mercurio e Saturno finalmente discutono. La Luna sembra fare meno pasticci, la Luna però vi farà sentire stanchi quadrando con il Sole. Oggi le vostre energie dovranno essere ben centellinate e distribuite solo dove serve. Vergine, una giornata oggi con una splendida luna in trigono, una luna che comunque più serenamente vi aiuta a comprendere quanto siete fortunati e le persone che avete intorno. Oggi si stringono gli affetti intorno a voi in una maniera piacevole e solare. Bilancia, una giornata oggi che vede tutto un pochino più sereno, meno teso, forse perché avete un po' mollato le redini, forse perché è passato Ferragosto. Ora volete solo godervi questo weekend di relax con il partner.
Scorpione, per voi oggi la luna in serata riserva una sorpresa proprio perché esce dall'opposizione e questa serata aspettatevi qualcosa di diverso, di improvvisato, di sorprendente in amore, un incontro fortunato per i single oppure il partner che farà una bella sorpresa. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata in cui non vorrete assolutamente distogliere lo sguardo dalle vostre occupazioni, magari stare un po' a riposo, magari stare con l'amore, ma soprattutto in campagna o lontano comunque dalla città. Capricorno, la giornata di oggi vede una luna molto solida in trigono che vi rinfranca un po' sentimentalmente, che non vi pone più i problemi che sentivate così imperanti intorno a voi, un po' più leggeri e rilassati. Oggi riuscirete bene a dialogare con il partner. Acquario, la luna di quadratura sarà generosa comunque in serata quando passerà in Gemelli e si congiungerà al vostro pianeta, trascinandovi letteralmente fuori in un divertimento senza fine e comunque un weekend pieno di sorprese per voi. Pesci, la giornata oggi vede comunque la vostra voglia appagata di affetto che tenderà però a rilassarsi, a voler stare un po' in pace, volete occuparvi solo di famiglia ed affetti oggi, non avete proprio tempo per gestire questioni che deciderete non vi riguardano. Per qualcuno è ancora vivo, tanto che in Inghilterra vengono accettate scommesse. Ma per la storia, il 16 agosto del 1977, il re del rock and roll, Elvis Presley, venne trovato senza vita sul pavimento di uno dei bagni di Graceland, la sua reggia di Memphis. Aveva ingerito troppi barbiturici e il suo cuore si fermò a soli 42 anni. Al funerale la bara fu scortata da 16 limousine bianche. Questa espressione può essere usata in svariate circostanze. Per esempio, quando ci si trova in una situazione di crisi all'interno di una relazione e c'è un grosso problema che è ovvio a tutti, ma nessuno ha il coraggio di affrontare oppure di discuterne apertamente. In queste situazioni si dice "There's an elephant in the room", c'è un elefante nella stanza. Elvis detestava il soprannome The Pelvis e spiegò che quel modo provocante di muovere il bacino era solo per spettacolo, mentre il suo carattere era tutto il contrario, timido, puritano e persino bigotto. Negli anni 70 Elvis era al culmine della sua fama, ma per reggere il ritmo dei concerti e dei film faceva uso di psicofarmaci. La moglie Priscilla non riuscì a sopportare le corna e chiese il divorzio. Nel 1977 Elvis tenne un ultimo concerto a Indianapolis davanti a 18.000 persone, nonostante i suoi 158 kg di peso dovuti all'eccesso di cibo e medicine. Meno di 2 mesi dopo venne trovato senza vita nel suo bagno, stroncato da un'overdose di farmaci e barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. La mia aspirazione? Diventare più famosa di Dio. E con questa la puntata di oggi termina qui. Ad ognuno le proprie ambizioni. Noi ci rivediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.